Il 2026 sembra lontano, ma è domani e la macchina organizzativa per le Olimpiadi invernali è sempre in movimento. Il prefetto di Belluno, per fare il punto sugli impianti, ha convocato attorno a un tavolo questore, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Forze dell'Ordine. A tavolo olimpico per parlare di quelle che saranno le ripercussioni nelle settimane di gara rispetto agli impianti di Cortina. Ogni problema deve trovare una soluzione, quindi direi che non c'è niente di facile, niente di complicato. Penso che sedersi a un tavolo possa trovare la quadra rispetto a tutte quelle che sono le problematiche e le esigenze dei vari operatori e delle varie persone coinvolte, perché ovviamente gli interessi sono completamente diversi. Visto il tema, erano presenti i rappresentanti di tutti gli impianti di risalita cortinesi. Lo scopo è quello di trovare una quadra che metta tutti d'accordo su obiettivi condivisi. Ovviamente lo scopo è quello di cercare di fare squadra, di avere una visione condivisa insieme al Comune di Cortina, Regione, Provincia e Fondazione Milano Cortina per arrivare preparati all'evento olimpico e soprattutto senza avere squilibri né economici né strutturali per quanto riguarda gli impiantisti e tutti quelli che lavorano con le piste da sci.